Buonasera, benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie di oggi. Dopo la violenza anche la vendetta. Le intercettazioni inchiodano gli aguzzini della ragazza di 19 anni violentata dal gruppo a Palermo. Il branco voleva punirla dopo la denuncia. Militello sotto shock dopo la tragedia. Un uomo è morto colpito da una macchina sparacoriandoli durante i festeggiamenti del Santo Patrono. Ferita la moglie, ricoverata in ospedale. Tornano caldo e incendi, decine i roghi in Sicilia, case evacuate a Nicosia, nell'Ennese, a Palermo di nuovo in fiamme Monte Pellegrino. Primo fine settimana di controesodo, traffico da bollino rosso sulle strade siciliane, code agli imbarcaderi e ai caselli. A Fontanarossa continuano ad arrivare turisti. Non era meningite. Il bimbo di 4 anni di Menfi, morto a Palermo, forse vittima delle complicazioni di un herpes zoster. La famiglia presenta un esposto, chiesta l'autopsia. Bentrovati. Il branco voleva vendicarsi della ragazza che aveva violentato. Emergono nuovi dettagli sullo stupro di gruppo nei confronti di una 19enne avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio e che ha portato all'arresto di 7 giovani. Le intercettazioni inchiodano gli aguzzini dopo l'arresto dei primi 3. Gli altri 4, parlando tra loro, dicevano di voler punire la ragazza che li aveva denunciati. Lunedì gli interrogatori. Sentiamo i dettagli da Adelaide Barbagallo. Volevano vendicarsi della ragazza che avevano violentato. Volevano punirla perché li aveva denunciati alle forze dell'ordine. Non bastavano lo stupro di gruppo, le botte, i calci, i pugni e quei messaggi scioccanti che i ragazzi della Palermo Bene si erano scambiati per commentare il gesto infame di quei 100 cani sopra una gatta, come scriveva uno di loro su WhatsApp per descrivere le scene vissute dal branco e filmate. Emergono nuovi dettagli sullo stupro di gruppo nei confronti di una 19enne avvenuto lo scorso 7 luglio a Palermo, che ha portato a 7 arresti. Dopo aver saputo che i primi 3 giovani che avrebbero preso parte allo stupro erano stati arrestati dai carabinieri, i 4 rimasti a piede libero avrebbero infatti progettato un raid punitivo per essere stati denunciati. Il 3 agosto scorso, dopo gli arresti di Angelo Flores, Gabriele Di Trapani e Cristian Barone, i militari intercettano le parole di Samuel Lagrassa ed Elio Arnao, 2 dei 7 arrestati ieri per la violenza di gruppo. Il GIP dell'ordinanza di custodia cautelare la definisce volontà punitiva nei confronti della persona offesa, una volontà che si aggiunge alle minacce fatte giungere alla ragazza affinché non rivelasse quanto accaduto al Foro Italico. Su WhatsApp Lagrassa scrive: «Ti giuro, stasera mi giro tutta via Libertà e mi porto la denuncia nella borsetta. Gli dico: guarda che cosa mi hai fatto», e poi gli do una testata nel naso. I carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica guidata da Maurizio De Lucia, convocano Lagrassa e Arnao. I 2 discutono del rischio che Angelo Flores, anch'egli finito in carcere, il ragazzo che ha filmato lo stupro, avesse fatto i loro nomi. Intanto si terranno lunedì in tribunale a Palermo gli interrogatori dei 7 giovani arrestati. Il comune di Palermo ha annunciato la volontà di costituirsi parte civile. A Militello adesso una tragedia ha sconvolto la comunità. Ieri un fedele è stato centrato in pieno da un cannone sparacoriandoli durante la festa del Santissimo Salvatore. Subito sono stati annullati i festeggiamenti e la procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta per l'uomo. Non c'è stato nulla da fare. Simona Mazzone. Il giorno dopo la tragedia la comunità di Militello è ancora incredula per la morte di Franco Carrera, 65 anni, ex dipendente del comune di Catania, dove ha prestato servizio per 43 anni, poi la pensione nel giugno del 2019. Ad ucciderlo è stato un pesante tubo metallico sparacoriandoli che per circa 50 metri è volato dalla macchina portante, posizionata ai piedi del sagrato della Basilica Matrice San Nicolò, nel corso dei festeggiamenti del patrono Santissimo Salvatore, davanti agli occhi increduli dei presenti e della moglie, che è rimasta ferita ad un braccio nell'affollata piazza Vittorio Emanuele. Tutto è accaduto in pochi minuti durante lo spettacolo pirotecnico e il lancio delle strisce di carta colorate. Qualcosa non va, forse un eccesso di compressione di gas o un'anomalia nella macchina. Il distacco del tubo, la gente comincia a scappare e si allontana mentre il pezzo metallico atterra proprio sulla testa di Franco Carrera, che pare, secondo la testimonianza di chi era lì per salvarla, abbia spinto la moglie colpita ad un braccio. La donna è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale di Militello e da lì trasferita a Caltagirone. Il sindaco Burtone l'ha incontrata.
Operata immediatamente perché aveva una frattura scomposta del gomito, dal punto di vista operatorio è uscita bene, solo che è sconvolta. Anche altre 5 persone sono rimaste ferite, 2 bambini di 8 e 10 anni con il loro papà e 2 donne, per loro prognosi tra i 5 e i 10 giorni, mentre per l'uomo non c'è stato nulla da fare sin da subito. Abbiamo dato aiuto, soccorso, però purtroppo questa bomba era troppo grossa e addosso alla testa l'ha lacerato, l'ha tagliato direttamente sul corpo, l'ha presa anche sul collo. Quindi poverino si è accasciato a terra. Sono stati minuti concitati durante i quali la gente ha cominciato a correre da tutte le parti e a rifugiarsi dove poteva, anche dentro i bar della piazza. Persone che entravano piangendo, urlando, chi cadeva a terra, chi si metteva dentro il bagno a nascondersi. Dopo l'accaduto le celebrazioni sono state annullate e sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini del caso, supportati da polizia e vigili del fuoco. È stato disposto il sequestro del macchinario e sulla piazza non resta altro che qualche mazzo di fiori e alcuni biglietti a ricordare Franco Carrera e il dolore per una morte così assurda. Torna il caldo e con esso tornano anche gli incendi. La forestale è impegnata su ben 14 fronti e non è esente dalle fiamme praticamente nessun territorio. Case evacuate nell'ennesimo incubo fuoco che ritorna a Monte Pellegrino, la montagna che sovrasta Palermo. Maglio Viola. La Sicilia torna a bruciare dopo il disastro di fine luglio. Sono ben 14 gli incendi divampati nell'isola nelle ultime ore. 3 sono nell'Agrigentino, ovvero nel capoluogo in contrada Giuranella, a Licata in contrada Contebosco e a Sambuca di Sicilia in contrada Rifotta. Nel Lisseno fiamme su 5 fronti, a Riesi lungo la strada provinciale 14, a San Cataldo, a Sutera in contrada Magadduni, a Mazzarino in contrada San Cono, a Gela lungo un'altra strada, la statale 190. Nell'Ennese fiamme a Barra Franca in contrada Piano del Salone, ma soprattutto a Nicosia in contrada Magnana, dove è stato necessario l'intervento di 2 elicotteri. A scopo precauzionale sono state evacuate le case e si ipotizza un'origine dolosa di questo rogo. Nel Messinese fiamme a Castro Reale, oltre che nel capoluogo in contrada Case Lombardi. Nel Catanese fuoco a Nicolosi in contrada Monte Arso, c'è poi il Palermitano dove brucia di nuovo Monte Pellegrino. Proprio qui ricompare infatti l'incubo dei giorni di Ferragosto, quando le fiamme, forse appiccate da giochi d'artificio sfuggiti al controllo, hanno minacciato anche Castellutveggio. Qui la forestale è impegnata con altri 2 elicotteri nella stessa area dell'incendio di qualche giorno fa. Su questo incendio il presidente della regione Renato Schifani ha personalmente telefonato al direttore della forestale Battaglia, responsabile del settore, per chiedere un'immediata e tempestiva relazione sull'accaduto, anche al fine di procedere a necessarie determinazioni nel caso di dolosità dell'evento o negligenza nei precedenti interventi, scrive Schifani nella nota che segue la richiesta. Il primo grande controesodo della stagione si incrocia in questo weekend con le ultime partenze di fine agosto. A Messina traffico sostenibile in mattinata, qualcosa in più nel pomeriggio ma senza grandi attese agli imbarcaderi. Francesco Triolo. La prima giornata di controesodo è filata via tutto sommato secondo programma. Sia agli imbarchi di Caronte Tourist che a quelli di Blue Ferries il traffico delle auto che dovevano passare lo stretto è stato gestito senza intoppi e senza lunghe attese nella mattinata. Nel primo pomeriggio l'afflusso è aumentato, ma mai per attese superiori all'ora. Il piano viabilità messo a punto da Prefettura e Comune di Messina ha funzionato con l'attivazione del protocollo che prevedeva la destinazione di Viale della Libertà per le vetture che dovevano imbarcarsi. Fondamentale la presenza contemporanea di ben 13 navi traghetto in servizio, 8 delle compagnie private, 5 l'intera flotta della Società di Ferrovie dello Stato. Da quant'è che attendete qui? 5 minuti, poco, fattibile, oggi mi sembra buono. Sembra di sognare quasi. Esatto, non è realtà. Avevamo paura di doverci mettere molto di più, quindi viva. Da quanto attendete? No, siamo arrivati, ci siamo infilati, quindi nessun problema. Non ci aspettavamo, normale c'è sempre confusione. Sul controesodo e sulle vacanze sta incidendo però anche il caro carburante. La benzina al self-service sfiora ormai 2 euro al litro, 1,09 euro per il diesel, prezzi maggiori al servito e nelle pompe in autostrada, e nelle isole minori il costo può arrivare anche a 2,04 euro per litro. A questo si aggiunge anche il ritorno del grande caldo previsto da oggi e nei prossimi giorni. Catania e Messina sono in allerta gialla, a Palermo il bollino è arancione, temperature alte che saranno anche associate a tassi elevati di umidità che possono rappresentare un rischio per la salute.
E a proposito di turismo andiamo a Palermo, dove la stagione è decisamente ancora nel vivo, come testimoniano i tanti vacanzieri che affollano le vie del centro storico. Vediamo perché il capoluogo piace tanto ai turisti. Giusy Lazzaro. Palermo non chiude per ferie, anzi anche nel penultimo weekend di agosto le vie del centro sono affollate dai vacanzieri. Palermo è la bomboniera della Sicilia, poi c'è il mare che fa da contorno, l'accoppiamento mare-montagna è quello che ha subito loro parecchie volte, perché nuotano nel mare e poi le montagne a strapiombo nel palermitano e nel trapanese. Andiamo nella zona tra Palermo e Trapani, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Trapani, gireremo un po' la zona. La Sicilia resta una delle mete più gettonate di quest'estate e c'è chi ritorna ancora una volta, non solo a Palermo ma anche a Catania. Questo è il quarto anno consecutivo che ritorno qui in Sicilia, ogni anno cerco di fare almeno una settimana divisa tra Palermo e Catania, perché per me è l'unica isola che riesce a inglobare un po' tutti i desideri e piaceri che noi italiani possiamo avere in vacanza. La gente è molto accogliente, ripeto, questi paesaggi spettacolari. Comunque sì, bella tutta la Sicilia, si mangia bene, pesce, bello, da ritornare. Le strategie e i progetti per il rilancio del settore turistico puntano alla destagionalizzazione, garantire così l'accoglienza tutto l'anno. E rimaniamo ancora sull'argomento, perché l'aeroporto Fontanarossa è il crocevia delle vacanze tra chi parte e chi ritorna invece a casa dopo aver trascorso in Sicilia le proprie ferie. Emanuela Corsi. Da Roma. Quanto starai qui? Una settimana. In questo primo weekend di controesodo per molti le vacanze devono ancora iniziare. Sono tanti i turisti atterrati oggi a Catania che hanno scelto come meta la Sicilia. Siamo atterrati da Bergamo qui a Catania, speriamo di trascorrere una bella settimana e le premesse ci sono tutte. Cosa prevede il vostro programma? Un tour, poi andiamo a Messina questa sera, poi faremo Agrigento, andremo a Palermo e torneremo a Catania sabato prossimo. Buon arrivo. Quindi le vacanze cominciano adesso? Cominciano adesso, sì. E dove si va? Ad Agrigento. Molti anche gli stranieri. Questa ragazza inglese ci dice che è qui per la seconda volta e sta andando alle Isole Eolie. Per molti però le vacanze sono finite. Caltanissetta, la famiglia. Torna a casa? Sì, purtroppo sì. Però sono siciliana e quindi ho vissuto la mia terra per 15 giorni e adesso ritorno su Firenze. Finita. Da dove vieni? Stiamo tornando a Malta, che lavoriamo lì, però abbiamo i genitori invece che abitano qui, quindi siamo venuti a fare un pochino di vacanze. Stiamo tornando a casa. Da dove venite? Malta. Quindi vacanze finite? Sì, e ritorniamo alla vita normale. Allo Scaletneo di Fontanarossa, dopo settimane difficili, tutto oggi sembra essere tornato alla normalità. Agosto dunque si avvia verso la fine e si pensa già al rientro a scuola. In Sicilia la campanella suonerà mercoledì 13 settembre. Secondo il calendario scolastico le vacanze di Natale in linea di massima saranno uguali in tutte le regioni e si svolgeranno dal 23 dicembre al 6 gennaio del 2024. Quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile. L'ultimo suono della campanella è fissato per l'8 giugno. Auto contro il bar a Caltagirone, feriti ma non in modo grave, e alcuni di loro saranno dimessi a breve. I clienti di un bar, vediamo le immagini, travolti da una Mini Cooper mentre consumavano appunto le loro ordinazioni seduti ai tavolini. Per loro prognosi non superiori ai 30 giorni, solo per un 56enne di Caltagirone che ha riportato traumi addominali si profila una degenza più lunga rispetto agli altri. Il conducente della vettura, un 76enne originario del posto ma da tempo residente a Milano, è stato denunciato per lesioni colpose. È probabile che l'uomo, dopo aver percorso la via San Bonaventura, sia stato ingannato dalla scarsa dimistichezza con il cambio automatico dell'auto, perdendo il controllo. Una turista francese, andiamo a Catania, è stata molestata sul bus e palpeggiata nelle parti intime in pieno centro. Un uomo di nazionalità libica è stato arrestato dalla polizia proprio grazie alla segnalazione della vittima. Simona Mazzone.
Ancora un episodio di violenza, ancora ai danni di una donna. Accade a Catania, una turista francese si trova a bordo di un bus in compagnia delle sue 2 sorelle. Un giovane extracomunitario di nazionalità libica comincia a usare parole pesanti, le infastidisce. Il mezzo arriva al capolinea in piazza Borsellino, le ragazze scendono dal bus, l'uomo le segue, si avvicina e comincia a palpeggiare la turista con insistenza e con violenza. Nonostante le urla della giovane, l'extracomunitario non lascia la presa. Poi l'arrivo di altre persone, allertate dalle grida, lo ha fatto desistere e ha deciso di allontanarsi. Sul posto nel frattempo sono arrivati i poliziotti ai quali la donna ha raccontato tutto l'accaduto. L'uomo, che già in passato era finito per lo stesso reato in galera, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Lo strazio a Menfi dei genitori di Gioele, morto a 4 anni, fulminante per il bambino, sarebbero state le complicanze di un herpes zoster. I familiari hanno presentato un esposto, aperta un'inchiesta. La Zara. La febbre alta, la stanchezza e il vomito. La sera del 9 agosto Gioele Palmiteri, 4 anni, sta male. I genitori che vivono a Menfi, preoccupati, vanno al pronto soccorso di Sciacca. Comincia il calvario per il bambino che dopo 10 giorni di agonia in 2 ospedali e 3 reparti diversi muore. All'inizio si era ipotizzata un'infezione intestinale, ma le sue condizioni di ora in ora peggioravano, tanto che è stato necessario trasferirlo nell'ospedale pediatrico di Cristina a Palermo. Aveva problemi neurologici, dicono dall'ospedale. Quando è arrivato, le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. È stato trasferito in terapia intensiva, ma non c'è stato nulla da fare. Al momento si ipotizzano le complicanze dell'herpes zoster e che il bambino non aveva la meningite, come si era detto inizialmente. Non si danno pace i genitori, il padre bracciante agricolo e la madre casalinga, che nonostante lo strazio vogliono capire realmente che cosa ha portato alla morte il figlio. Così è stato presentato un esposto che ha fatto partire l'inchiesta della Procura di Palermo. Non chiedono risarcimenti e responsabilità, dice il sindaco di Menfi, Vito Clemente, vicino alla famiglia, ma chiarezza su una morte che resta ancora misteriosa. L'inchiesta è a carico di ignoti, ma non è escluso che i sanitari saranno iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto. L'autopsia lunedì, poi i funerali e il lutto cittadino a Menfi. Proseguono senza sosta gli sbarchi a Lampedusa, rintracciata in un centro d'accoglienza a Comitini la madre del bimbo ivoriano morto nel naufragio del 5 agosto. Davide Sardo. Sbarchi senza fine a Lampedusa, dove per tutta la notte si sono susseguiti gli arrivi. 40 le persone arrivate sull'isola, che si aggiungono ai circa 800 migranti approdati ieri in 23 sbarchi. Super lavoro per le forze dell'ordine impegnate non solo in mare. Nelle ore notturne 21 migranti sono stati bloccati sulla terraferma dai carabinieri, che hanno anche sequestrato la barca di 7 metri usata per la traversata. Non solo emergenza sbarchi, ma anche quella sanitaria per un caso di varicella che ha colpito un migrante bengalese. Durante la notte la Capitaneria ha effettuato un'evacuazione medica urgente dalla nave ONG Open Arms. L'uomo con la motovedetta è stato prima portato al molo Favarola e poi trasferito al poliambulatorio per curare l'infezione. Intanto la polizia indaga sulla presenza all'esterno dell'hotspot di Lampedusa di un migrante che, dopo essere stato fermato, ha riferito di essere sbarcato da solo direttamente al molo commerciale ed aver raggiunto la struttura d'accoglienza. Il numero di persone presenti all'hotspot rimane elevato. Nella mattinata odierna sono presenti presso l'hotspot di Lampedusa circa 2200 persone e sono previste diverse operazioni di trasferimento per all'incirca 1 migliaio di persone. Le attività di assistenza all'interno continuano e come Croce Rossa stiamo continuando a garantire i servizi di base, l'assistenza sanitaria e il contatto alle famiglie qualora necessario. Ed è stata rintracciata e riconosciuta la madre del bambino di 1 anno e mezzo della Costa d'Avorio, morto vittima di un naufragio lo scorso 5 agosto. La bara bianca con la scritta "Sconosciuto numero 2 maschio" è giunta a Porto Empedocle e sarà sepolta a Favara. Il sindaco Antonio Palumbo è riuscito a rintracciare la madre del bambino, accolta dall'associazione Cometa a Comitini nell'Agrigentino. Sulla bara bianca ci sarà scritto Mohamed Junior Diomande. La tumulazione con il rito musulmano avverrà giovedì pomeriggio nel cimitero di Piana Traversa. Si chiude il contest La cartolina gentile, realizzato dal comune di Salemi. Vince il messaggio che arriva dal carcere Pagliarelli. La gentilezza è energia della vita. L'autore è un detenuto di 50 anni recluso nel penitenziario palermitano. Laura Spanò.
Un cinquantenne detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo ha vinto il contest lanciato dal Comune di Salemi, la cartolina gentile della tua città. La gentilezza come energia della vita, questo è il messaggio racchiuso nella cartolina che ha vinto il contest. Siamo convinti che investire sulla bellezza, sulla gentilezza possa sicuramente migliorare la qualità della vita di tutti, e la bontà di questa proposta è arrivata anche come ritorno da parte delle tante cartoline che ci sono arrivate, e questa premiata che ha un valore aggiunto perché è scritta da chi in questo momento si trova in una condizione di recupero appunto della propria esistenza, e credo che la gentilezza sia un ottimo presupposto dal quale ripartire. 3 bambini che si affacciano sorridenti al mondo, espressione di una naturale gentilezza verso moltitudini di persone, idee, libri, culture, creatività e luoghi. La gentilezza quindi come energia della vita. Il detenuto che ha vinto aveva partecipato al progetto Liberi Dentro proposto da My Life Design ODV. L'uomo ha realizzato la cartolina e l'ha spedita al Comune di Salemi, terzo borgo più bello d'Italia, e dopo l'adesione al manifesto Italia Gentile anche Gentilborgo. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Palermo in 11 contro 9 non riesce a battere il Bari al San Nicola nell'anticipo della prima giornata di Serie B. Di Mariano fallisce un rigore e alla fine gol annullato a Brunori. Marco Gullà. Al 63esimo ancora l'arbitro protagonista, questa volta il fallo è di Cesare su Brunori in area, calcio di rigore e doppio giallo per il capitano dei biancorossi. Bari 9, dal dischietto va Di Mariano che calcia però altissimo sopra la traversa. Il pante Mancuso e Soleri, così dopo un maxi recupero arriva il gol di Brunori, il Palermo esulta ma il controllo VAR annulla la rete, fuori gioco dell'attaccante rosanero. Si resta sulla 0-0 e finisce così, 2 punti persi per come si era messa in discesa la partita. Abbiamo attaccato, abbiamo costruito occasione da gol, ci siamo presi un calcio di rigore che purtroppo non siamo riusciti a realizzare. Abbiamo spinto sino alla fine, nonostante il Bari giustamente fosse tutto rinchiuso in area, abbiamo creato altre 2 o 3 volte i presupposti per fare gol, l'abbiamo fatto. Comunque c'è grande rammarico perché quando crei queste premesse, queste partite sono da vincere. Atteso in città in queste ore l'attaccante Samuel Di Carmine, pronto a siglare con il Catania un contratto di 2 anni. Definito anche l'arrivo di un difensore, ma il mercato rosso-azzurro prevede altre novità. Sentiamo Sergio Colosi. Per il nuovo attaccante del Catania Samuel Di Carmine è pronto un contratto biennale. Già raggiunto l'accordo economico, si tratta di un passaggio formale e poi si apriranno le porte del club rossazzurro che punta forte su un calciatore dal passato anche in Serie A con Fiorentina, Verona e Crotone. La B con 320 presenze e 80 reti è la sua collocazione naturale e Di Carmine, 35 anni, il prossimo 29 settembre, sarà il terminale offensivo in una categoria dove con le sue giocate può fare la differenza. Subito dopo il Catania definirà l'altra operazione virtualmente conclusa con il difensore Alessandro Quaini, 25 anni da compiere il 17 settembre, richiesto dal tecnico Tabbiani che l'ha avuto nel Fiorenzuola. Pronto un biennale, Quaini potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. La sua voglia di abbracciare il progetto Catania è risultata decisiva nel liberarsi dal club di appartenenza. Il mercato prevede qualche altro colpo. Piace il centrocampista Giuseppe Mastinu dal Pisa, il cui profilo interessa anche alla ternana dell'ex Lucarelli, e con Giovinco in uscita ci sarà spazio per un altro attaccante, che dovrebbe essere il lituano Edgaras Dubiskas, di proprietà del Pisa. Prossimi appuntamenti nel calendario rosso-azzurro: l'allenamento congiunto a Ragalna a porte chiuse con il Ragusa e lunedì la presentazione della campagna abbonamenti. Il Messina, per completare il mosaico con un attaccante e un giovane difensore, attende gli scampoli di fine stagione. A breve l'ok di Giacomo Modica per l'annuncio del centrocampista trentenne Domenico Franco, che da alcuni giorni si allena con i nuovi compagni. Bene, questo era l'ultimo dei nostri servizi, non ci sono aggiornamenti da parte mia e dei tecnici della regia. Un buon proseguimento di serata con la programmazione su Antenna Sicilia. Arrivederci.